Mamma Natuzza racconta: ecco cosa ho visto durante la morte apparente. Salve a tutti carissimi, oggi torno a parlarvi di Natuzza Evolo. Il suo vero nome era Fortunata Evolo, solo che dalle parti della Calabria chi si chiama Fortunata viene detta Natuzza. È nata mamma Natuzza a Paravati di Mileto nel 1924 e purtroppo ecco, ci ha lasciato nel 2009. È stata una mistica, apparteneva ad una famiglia che dovette lavorare molto duramente per provvedere alle primarie necessità, e anche la stessa Natuzza fece dei lavori molto umili, si occupò sempre dei suoi fratelli e delle sue sorelle e poi nonostante avesse manifestato una tendenza in qualche modo alla vita contemplativa, si sposò e ebbe 5 figli, fu un'ottima moglie, un'ottima madre di famiglia, anche un'ottima nonna, e nel corso della sua vita ebbe tutta una serie di esperienze mistiche e di doni spirituali. Innanzitutto ebbe apparizioni e colloqui con Gesù, con la Madonna, con gli angeli, i santi, i defunti. Inoltre in lei si manifestò come in Padre Pio il fenomeno della bilocazione, la comparsa delle stimmate e una serie di misteriose effusioni di sangue. Soffriva molto mamma Natuzza, soprattutto durante il periodo pasquale. Durante le apparizioni, conosceva anche dei momenti di estasi e aveva anche degli incontri con le anime dei defunti che le si presentavano spontaneamente, perché mamma Natuzza non evocava assolutamente, non chiamava le anime del purgatorio, erano le anime del purgatorio che le si presentavano spontaneamente e appunto dando spesso dei messaggi per i loro cari. E tra i tanti fenomeni mistici che caratterizzarono questa straordinaria figura di mamma Natuzza, che è in via di beatificazione, ricordiamo il fenomeno della morte apparente. È la stessa Natuzza che ci racconta in che cosa consistette questo fenomeno che la interessò e che cosa vide durante la morte apparente. Ehm, Era il 26 luglio del 1938, racconta Natuzza. Avevo 13, 14 anni al massimo. La Madonna mi disse: "Il 26 luglio farai la morte apparente". Io non sapevo che significasse la morte apparente e non ho detto apparente a quelle persone. Ero sicura che morivo e mi preparavo alla morte con la preghiera. Dicevo: "Il Signore mi prende l'anima", e io lo annunciai. Lo dissi alla mia padrona e lo dissero ai loro amici e a tanti altri. Allora mi sono addormentata per 7 ore, con tanti medici attorno che erano là ad aspettare la morte e ordinarono persino la cassa da morto. Mi avevano comprato un vestito azzurro bellissimo che io ho provato e pavoneggiavo tutta con quel vestito. Dicevo: "Mi presento davanti a Dio con questo vestito bello". Ero contenta. La signora presso cui facevo le pulizie mi disse: "Toglitelo, dopo che muori te lo mettiamo". E chi piangeva di qua e chi piangeva di là. Io non piangevo, ero contenta. Fu così che mi addormentai in un sonno profondo. Era di sera, era tra lume e lustro, ma per me non era tra lume e lustro, perché mi trovai all'improvviso in un posto bellissimo, che era
come una cupola, ma largo, largo, largo e rotondo come una piazza. C'era una luce meravigliosa che faceva 1000 colori, bellissima. Ho visto tante anime di defunti con il viso per terra, in ginocchio, che pregavano, altri in una grande luce. Gesù predicava e tutti gli altri rispondevano, meno di me, che non sapevo come rispondere, ma pregavano tutti. Io nel mio cuore pregavo a modo mio, solo che avevo quella gioia e aspettavo di fare la fine che avevano fatto gli altri. Gesù al centro diceva: benedetti tutti, siete con me. Poi Gesù è arrivato a braccia aperte dove mi trovavo io. Io tremavo come una canna. Mi ha detto Gesù: figlia mia, dividiamoci i compiti senza che ti emozioni. Io gli ho risposto: io non so quali sono i compiti. E Gesù mi ha detto: portare a me le anime sono i compiti. Amare e portare, compatire ed amare, ma non ti arrendere. Prometti o sì o no. E io gli risposi: oh, tutto quello che dite è legge e io accetto. E Gesù mi disse: accetti anche la sofferenza? Ed io gli risposi: certo, per amore accetto pure la sofferenza. Gesù mi ha abbracciata, mi ha dato un bacio in fronte, era contento e mi ha detto: tu rimarrai sempre con me, mi ami? Ed io gli ho risposto: io sì, ma voi mi amate? E Gesù mi ha detto: ti ho creato, ti sto crescendo, mi devi aiutare ed io aiuterò te. Ed io gli dissi: perché avete scelto giusto a me, che sono cretina, che sono una scema? Ce n'erano di persone istruite, intelligenti. E Gesù mi disse: no, io scelgo quelli che mi possono aiutare nel cammino per convertire e poi scelgo le anime semplici che accettano il mio parere. E quando una accetta, non si deve ritirare. Io scelgo le persone umili per fare del bene agli uomini. E io gli dissi: oggi Gesù è il giorno più bello della mia vita. E Gesù, il seguito deve arrivare. E così ci siamo abbracciati, abbiamo fatto il colloquio. Lui si è messo a pregare e a predicare. Mi sono emozionata terribilmente. La Madonna mi ha detto: accetta, lui ti ha generato nel ventre di tua madre e ti ha scelta. Ed io ho detto alla Vergine Santa: e perché ha scelto me e non ha scelto un'altra? E la Madonna mi ha detto: perché in te ha trovato il terreno fertile e gli puoi dare un sostegno per la conversione e la salvezza delle anime. Figlia, il Signore ti ha messo in un branco di lupi, però tu, con l'aiuto di Dio, sei capace di dominarli. Mantieniti forte. E qui la Madonna mi ha fatto una carezza. Quando mi svegliai ero felice per quello che avevo visto, però al contempo ero anche infelice perché ero tornata indietro
e mi è rimasto sempre dentro questo desiderio di raggiungere quel posto. Mi sono chiesta: e quando lo vedrò più quel luogo? E l'angelo custode mi ha detto: ah, Natuzza, devi fare una strada lunga di sofferenze per arrivare a quel posto, se vuoi arrivare. Chissà quanta gente desidera vederlo e non l'ha visto. Tu l'hai visto prima del tempo. Ed ogni 26 luglio rivivo quella stessa esperienza.